Tra le ultime volontà espresse da Monsignor Giorgio Battifora, quella di non essere al centro dell'omelia del Vescovo al suo funerale, una volontà richiamata questa mattina da Monsignor Alberto Tanasini, che ha presieduto il rito funebre nella Basilica di Nostra Signora della Rosa a Santa Margherita Ligure. Più che dell'uomo e del sacerdote è stata messa in luce la testimonianza che Don Batti ha dato con la sua vita. La prima, che ha colto il Vescovo, è il segno della misericordia di Dio. Don Batti, ha spiegato Monsignor Tanasini, ci ha chiesto di non parlare di lui, ma di fare di lui un testimone di quella misericordia che ha servito nel suo ministero e di cui è stato oggetto. Monsignor Battifora esprime questa consapevolezza con l'ironia che lo ha contraddistinto sempre, scrivendo: «Solo Gesù Cristo sa quante volte è dovuto venire a cercare questa pecora smarrita e quante volte ha potuto rallegrarsi per averla ritrovata». La vita e il ministero pastorale del sacerdote hanno lasciato un'altra testimonianza importante, il valore della fraternità sacerdotale. Dice che la fraternità con i sacerdoti di CL è stata per lui motivo del crescere nell'amore per la Chiesa, di non avere mai ceduto nei momenti di difficoltà agli scoraggiamenti, ed esprime gratitudine per questa fraternità. Una fraternità sacerdotale unita ad una grande capacità di amicizia, sincera, che portava con semplicità, ma in modo diretto, a dare testimonianza di Cristo. La bellezza degli incontri fratti che hanno dato slancio all'impegno missionario, il cuore di Don Giorgio che è rimasto sempre tra i piccoli, tra i suoi amici del Brasile. Con questo testamento spirituale Don Batti si è avvicinato all'incontro con Cristo. Quello che lui ci ha detto probabilmente non ci è conosciuto, ma il fatto che venga dalla sua stessa mano che scriveva quello che riteneva le ultime volontà ci aiuta ancora una volta ad averlo presente con la sua unicità.